La progettazione del depuratore a Ramaia procede con rapidità, l'iter è quasi al termine. Uno degli ultimi tasselli attende oggi l'approvazione del Consiglio. Si tratta, spiega il sindaco, dell'acquisizione di un terreno che consentirà una collocazione più idonea dell'impianto. Consente di orientare il manufatto del depuratore in un modo meno visibile dalla strada, dal percorso pubblico dell'area, quindi consente una miglioria progettuale e una collocazione più idonea e migliorativa proprio dell'assetto del depuratore. Altro tema al vaglio del Consiglio, il movimento franoso di Villarocche. L'Assemblea è chiamata a votare l'acquisizione di un'ultima parte di un terreno privato per il consolidamento dell'area, un intervento che nella parte pubblica è già iniziato da alcuni giorni e proseguirà nei prossimi mesi. Dovrebbe tranquillizzare anche tutti gli abitanti della zona, sia quelli di Riva Trigoso che stanno sotto la frana che gli abitanti della zona di Villarocche, perché dovrebbe mettere a posto tutta la nuova franosità che si è verificata nell'ultimo anno. Tra i punti all'ordine del giorno c'è anche il turismo. La prima pratica riguarda alcuni lavori migliorativi all'Hotel Miramare, che dopo il duro colpo inferto dalla mareggiata chiede di realizzare una nuova copertura di collegamento tra gli spazi comuni e le camere e un centro benessere aperto a tutti, non soltanto ai clienti. Queste migliorie probabilmente potranno consentire un percorso di richiesta della quinta stella da parte della struttura stessa, quindi un arricchimento del tessuto turistico di Seste Levante. La seconda pratica infine è il cambio d'uso di 4 immobili al piano terra di Viale Mazzini, realizzati 10 anni fa e ancora inutilizzati. Erano destinati ad uffici, ma di fatto non hanno trovato mercato in questo decennio con questo utilizzo. Così, su richiesta del proprietario di dare un'altra destinazione, proponiamo al Consiglio Comunale la destinazione con un vincolo decennale di alloggio vacanze che appunto anche in questo caso arricchisce con un tipo di turismo diverso ma l'offerta turistica del nostro territorio.